Partiamo da qua, GTA 26, per arrivare qua, GTA 30, è la sorella maggiore. Perché è stata fatta questa macchina? Per chi vuole tagli di maggiore dimensione, un po' più di potenza, abbinate due batterie da 10,8 volt, per chi vuole tensionare la catena senza l'utilizzo di strumenti, perché questa macchina ha un tensionatore automatico. In pratica, quando noi apriamo per fare la pulizia della catena, facciamo così, tac, togliamo tensione e questo torna indietro. Se facciamo così, la tensione viene data automaticamente, quindi ho sempre il corretto tensionamento. Rimettiamo su il carter, molto veloce. Abbiamo su questa macchina un dispositivo di protezione per non farci male che si alza automaticamente durante il taglio. Potenza erogata continua dall'inizio alla fine. Qui possiamo tagliare paletti dai 5 ai 6, 8 fino a 10 cm fino ad arrivare ai 15. Si può tagliare anche tutta lama, l'importante è dosare nella maniera giusta il peso della macchina e quindi usare l'orecchio in qualche misura. Per quanto riguarda la lubrificazione, prima di iniziare a tagliare, non facciamo altro che dare un filo d'olio fra la barra e la catena e questo sarà sufficiente per la durata delle batterie se taglio sempre il legno fresco. Se taglio del legno secco devo ripetere con una maggior frequenza la lubrificazione. Meno di 2 kg di peso, macchina più potente, taglio più ampio. Per chi vuole una macchina con caratteristiche diciamo diverse rispetto alla GTA 26, eccolo servito. La macchina viene offerta in set con 2 batterie, carica batterie rapido e con la valigetta. Per l'acquisto cliccate nel link in descrizione e a questo punto buon taglio a tutti.